La crisi energetica del secolo o del millennio. Sì, perché in tutto il 2000 non si era mai toccato il fondo come oggi. Una crisi che investe tutti i settori perché nessuno si muove senza energia. Così dal caro bollette al caro vita il salto è immediato. Confartigianato lancia l'allarme, l'inflazione galoppa. In Veneto dal febbraio del 2021 al febbraio del 2022 l'inflazione passa dallo 0,3% al 6%. Per ritrovare gli stessi livelli bisogna tornare al 1991. Insomma, servono soluzioni urgenti e efficienti, due parole che in Italia sono solo aggettivi e basta. Come sono stati fatti i ristori durante il Covid per le realtà che non ce la facevano a reggere i colpi di quella crisi, allo stesso modo le famiglie devono essere aiutate, per cui chi ha un reddito basso e si trova bollette raddoppiate o triplicate deve ricevere un aiuto direttamente in conto corrente. A Vicenza il tasso di inflazione è in crescita del 6,1%. I settori che ne risentono di più sono acqua, elettricità, gas, carburante, che hanno subito un'impennata dei prezzi del 29% in un anno. Poi, di conseguenza, i trasporti cresciuti del 9,2%. Terza posizione per gli alimentari, aumentati del 5,3%. Che è vero che l'Italia è in buona parte, per esempio sul grano, autonoma, ha una grande produzione di grano, ma il costo di alcuni panificati, dei biscotti, di alcuni prodotti che appunto vengono fatti con il grano tenero, che in larga parte è prodotto in Ucraina e in Russia, così come l'olio di girasoli, gli oli di semi, sta impattando sulla vita delle famiglie. Si tratta di prodotti di prima necessità, non certo di prodotti di lusso, per cui anche su questo va diversificato l'approvvigionamento da un lato e soprattutto va intensificata la produzione agricola nel nostro paese. Insomma, alla fonte del problema c'è l'energia. Il governo deve fare un intervento molto forte, cercando con gli altri paesi europei un'unione dell'energia. L'Unione dell'Energia, il fatto di mettersi insieme agli altri paesi dell'Unione Europea nell'acquisto di energia e nell'acquisto di gas. Questo ci consentirebbe di tenere il prezzo più basso e soprattutto di avere un approvvigionamento energetico più diversificato e più efficiente.